Ben ritrovate e ben ritrovati, amiche e amici di Telepace, all'appuntamento con Missione Mondo, la rubrica missionaria della nostra televisione diocesana. E l'appuntamento di questa sera, di quest'oggi, è dedicato in modo particolare alla veglia che si terrà il 24 marzo nella nostra diocesi di Chiavari, in particolare nella parrocchia di Nostra Signora della Speranza in Francolano. Sono due le date importanti in generale per quello che riguarda la missionarietà. L'ottobre missionario e il mese di marzo con appunto questo appuntamento che è dedicato in modo particolare a chi dedica la sua vita, a chi dona la sua vita, a chi perde la sua vita per annunciare il Vangelo. La data è importante perché si riferisce alla morte di Monsignor Oscar Romero, che è stato vescovo in Salvador, ma di tutto questo ascolteremo quello che ci racconta Elisabetta Vitali. Elisabetta Vitali è la responsabile di Missio Giovani Italia ed è proprio Missio Giovani Italia che cura tutto questo appuntamento, anche il modo così di renderlo il più conosciuto possibile. Ringraziamo fin da subito chi fino allo scorso anno si è adoperato per non perdere la memoria dei missionari martiri, che sono le nostre sorelle Clarisse, che dal monastero di Levi si sono trasferite al monastero di Vicoforte, quindi questo appuntamento sarà in modo particolare in comunione con loro. Ma per ora mi taccio e il primo dei contributi che vi proponiamo è appunto quello di Elisabetta Vitali, che propone un po' il contenuto anche che è dedicato a questa giornata. Il 24 marzo celebriamo la 33esima giornata dei missionari martiri. In questo giorno vogliamo ricordare in particolare tutte le missionarie e missionari che hanno donato la propria vita nell'annuncio del Vangelo e nel servizio ai prossimi. In questa giornata di preghiera e di solidarietà, la loro testimonianza di vita vissuta alla luce della parola, incarnata nella quotidianità delle genti con cui l'hanno condivisa, ci richiama a vivere la nostra fede con autenticità. L'esempio di tanti missionari, testimoni di vita piena, ci incoraggia a rinnovare il nostro impegno nell'aiuto ai più bisognosi, ricordandoci che anche nelle situazioni umane più drammatiche può accendersi una luce di speranza. Questo giorno, in cui tutta la comunità ricorda i propri missionari caduti, coincide con il giorno dell'uccisione di San Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, avvenuta il 24 marzo 1980. Il suo impegno accanto al popolo salvadoregno in lotta contro un regime indifferente alle condizioni dei più deboli lo resero un punto di riferimento. La sua figura affascina ancora oggi i giovani perché è capace di incarnare un simbolo di una vita cristiana attenta alla preghiera e alla parola, così come all'attenzione alle sorelle e ai fratelli rimasti ai margini della società. Dal suo esempio, il movimento giovanile missionario, oggi Missio Giovani, lanciò l'idea di istituire la giornata dei missionari martiri, per ricordare tutti coloro che mettono la propria vita al servizio del Vangelo e degli ultimi. Quest'anno abbiamo scelto come tema della giornata Andate e invitate, in riferimento al brano del Vangelo di Matteo che ci ha accompagnato per tutto l'ottobre missionario. Nella parabola raccontata da Gesù, questo rappresenta un comando che il re dà ai suoi servi nel momento in cui gli invitati non si presentano al banchetto e quindi decide di invitare tutti, anche coloro che stanno ai crocicchi delle strade. In particolare,
Come dice Papa Francesco nel messaggio per la giornata missionaria mondiale, la sottolineatura dei due verbi andate e invitate ci ricorda che, sull'esempio dei missionari, la missione è un andare instancabile verso tutta l'umanità per invitarla all'incontro e alla comunione con Dio. Instancabile. Dio, grande nell'amore e ricco di misericordia, è sempre in uscita verso ogni uomo per chiamarlo alla felicità del suo regno, malgrado l'indifferenza o il rifiuto. Nel cammino di questa Quaresima, accompagnati dai tanti missionari testimoni del Vangelo, insieme vogliamo ricordarli nella preghiera, impegnarci nelle nostre realtà alla luce del loro esempio, offrire anche noi un contributo concreto, frutto del nostro digiuno, per sostenere progetti di assistenza e di sviluppo, lì dove mancano le opportunità per un futuro chiaro e dignitoso. Andate e invitate. Avete ascoltato, è il brano di Vangelo che ci ha accompagnato, come sottolineava bene Elisabetta anche durante l'ottobre missionario. Andate e invitate, non andate e spiegate, non andate e catechizzate, ma è proprio il grande sogno di Dio, il desiderio di Dio è che la sala del banchetto si riempia e quindi si va verso tutta l'umanità, come sottolineava Papa Francesco. Ma entriamo un po' più dentro i missionari martiri, queste figure. Sul sito di Fondazione Missio è possibile scaricare il materiale, come ad esempio questo PowerPoint che sta accompagnando le mie parole. Ed è difficile però capire la storia un po' di tutti e ci lasciamo aiutare ancora da Missio Giovani, ci lasciamo aiutare ancora da Elisabetta e dai suoi collaboratori nell'approfondire in modo particolare due di queste figure. È un servizio davvero molto bello e molto importante quello che loro fanno e ci richiama all'essenziale. Poi dopo parleremo anche di quel digiuno che Elisabetta e Fondazione Missio e Missio Giovani in particolare ci propongono. Nel 2024, stando ai dati dell'agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 13 missionari, 8 sacerdoti e 5 laici. Anche quest'anno, in Africa e in America Latina, si registra il numero più alto di operatori pastorali uccisi. L'elenco non riguarda solo i missionari e le missionarie ad gentes in senso stretto, ma considera le definizioni di missionario e missionaria in un orizzonte più ampio e punta a registrare tutti i cattolici coinvolti in qualche modo nelle opere pastorali, che sono morti in modo violento, anche se non espressamente in odio alla fede. Per questo si preferisce non usare il termine martiri, se non nel suo significato etimologico di testimoni. Vogliamo ricordare in particolar modo 2 di questi 13 missionari. Juan Antonio López, 46 anni, originario di Tocoa in Honduras, responsabile diocesano della pastorale sociale e fondatore della Commissione Nazionale di Ecologia Integrale. La sua devozione a Sant'Oscar Romero lo ha spinto a coinvolgersi nella protezione delle risorse naturali a favore dei più vulnerabili del suo paese. Una scelta che finì per metterlo in contrasto con gli interessi delle compagnie estrattive. Era da tempo minacciato di morte. Aveva denunciato la contaminazione dei fiumi Guapinol e San Pedro, minacciati da progetti minerari illegali che mettono a rischio le risorse idriche da cui dipendono le comunità locali. Sposato e padre di 2 figlie,
è stato ucciso il 14 settembre. Il crimine è avvenuto poche ore dopo una conferenza stampa in cui Lopez, insieme ad altri leader della comunità, aveva denunciato presunti legami tra membri dell'amministrazione comunale di Tocoa e la criminalità organizzata. Edmond Bahati Monja, 36 anni, originario della Repubblica Democratica del Congo. Dopo aver frequentato le scuole a Kiseguro, si era laureato in scienze commerciali e finanziarie. Era insegnante, presidente del collettivo Alzati e Cammina e coordinatore di Radio Maria a Goma. Sposato, aveva 3 figli. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco da uomini armati vicino alla sua casa nella periferia di Goma il 27 settembre. La fine cruenta di Edmond Bahati appare in qualche modo legata alla sua professione di giornalista. Bahati aveva effettuato delle inchieste sulle violenze perpetrate sulle popolazioni da parte di gruppi armati che ancora stanno sconvolgendo questa martoriata città nell'est del paese. Tutti questi 13 missionari uccisi non erano sotto i riflettori per opere o impegni eclatanti, ma operavano dando testimonianza della loro fede nell'ordinarietà della loro vita quotidiana. Papa Francesco, in questo giubileo, ci invita a custodire la loro testimonianza per rendere feconda la nostra speranza. Bellissimo questo riferimento alla quotidianità, a queste persone laici che hanno donato la loro vita e nella quotidianità, amiche e amici, che noi possiamo annunciare il Vangelo, è nella quotidianità, nell'attenzione alle sorelle e ai fratelli che incrociamo nella nostra vita, che si può raccontare la bellezza del volto di Dio. Quel Dio, come dicevo prima, che ha soltanto un unico desiderio, che la sala del regno, la sala del banchetto, si possa riempire, la sala del regno di Dio. E la cosa bella è questa, che nel Vangelo c'è scritto proprio: invitate tutti, andate ai crocicchi delle strade, cattivi e buoni. Davvero questo banchetto è per tutti i popoli. Anche per quelli che sono messi un po' più al margine. C'è un'altra iniziativa bellissima, importante, di Missio Giovani, e la sentiamo molto vicina a noi, perché anche noi abbiamo cominciato l'anno scorso con una esperienza missionaria dedicata ai giovani. Dico che la sentiamo vicina perché a livello italiano si è deciso di sostenere e di conoscere la terra nella quale noi come Diocesi di Chiavari siamo impegnati, la terra di Cuba. E allora vediamo adesso un contributo, al centro c'è sempre la parola speranza, vediamo un contributo che ci fa cogliere la vita a Cuba forse da un'angolatura leggermente diversa, non troppo distante da noi. Noi, voi sapete, siamo nella diocesi di Santa Clara, confiniamo con la diocesi di Matanzas, e proprio nella diocesi di Matanzas questo gruppo di giovani, insieme ad alcuni responsabili, andrà per vivere questa esperienza così bella, e noi ci mettiamo adesso in loro ascolto. Seminatori di Speranza è un progetto che la pastorale giovanile della diocesi di Matanzas vuole celebrare, condividere e allo stesso tempo, come dice il nome, la speranza qui è necessaria. Vuole essere una risposta a questo momento
particolare che sta vivendo la Chiesa di Cuba e la gente di Cuba. Seminatori di Speranza è formato da un gruppo di giovani della nostra diocesi, studenti e lavoratori, che una volta al mese, un fine settimana, dedicano il loro tempo a seminare speranza. Precisamente la speranza. In che cosa consiste questo progetto? In vari periodi dell'anno alcuni giovani di varie parrocchie si rendono disponibili per un annuncio porta a porta. Perché seminare speranza in questo tempo difficile? Perché stiamo scoprendo che è la virtù che ci aiuterà a mantenere viva la fede e a costruire una società dove regna ogni giorno di più l'amore. Vuole essere un momento di annuncio per uscire, come dice il Papa Francesco, uscire dalle nostre sacrestie e andare incontro alla gente, perché oggi è più naturale che la Chiesa vada incontro ai giovani, alle situazioni concrete della gente. Quindi questo vuole essere una risposta a questo appello del Papa. Seminatori di Speranza non è solo dedicato ai giovani, ma anche a tutte le persone che fanno parte a vario titolo delle nostre comunità. Seminatori di Speranza arriva anche a quelle persone che sono inferme, sole, anziane, con il messaggio che Cristo conta su di loro e sta vicino a loro. Está con ellos. Durante l'anno i giovani seminatori di Speranza, che hanno ricevuto una formazione come giovani missionari, a loro volta coinvolgeranno altri giovani in una formazione specifica su cosa vuol dire missione, condividendo la fede per portare speranza in ogni situazione. Vari giovani della diocesi stanno impegnati in questo progetto e anche noi in qualche modo collaboriamo perché i giovani possano fare questo tipo di esperienza. È chiaro che a volte è difficile per vari problemi, no? Sappiamo il problema dei trasporti, il problema di potersi muovere, non è tanto facile qui a Cuba, però penso che valga la pena impegnare energie e anche risorse economiche per questo scopo, perché alla fine sono i giovani che potranno essere la speranza per la Chiesa e per anche il popolo cubano, e quindi se noi diamo speranza ai giovani possono anche un domani costruire una società diversa, una società dove possono trovarsi pienamente inseriti, no? E questo penso che sia molto importante per tutti noi. Un progetto partito da poco, ma che ha già seminato speranza, come ad esempio nel luogo dove siamo e dove staremo per un anno, El Limonar, e già in poco tempo ha dato frutto alla comunità. Ci aspettano sempre con ansia quando sanno che arrivano questi giovani missionari. Seminatori di Speranza è il progetto che vuole animare anche la comunità cercando animatori, protagonisti, catechisti, persone che siano disposte a servire, secondo le possibilità di ciascuno, il Vangelo nelle nostre comunità. Seminatori di Speranza è il progetto missionario di questi giovani. Con l'aiuto di Dio e con persone di buona volontà faranno il possibile perché questi fratelli vivano un tempo diverso, contando sull'aiuto di Dio. Facciamo incontri con i bambini, con gli anziani. Qui c'è una mensa per anziani, nella quale facciamo missione. Facciamo tutto quello che è possibile fare con questo progetto. C'è la volontà, la disponibilità, il desiderio di fare tutto il necessario, confidando nella provvidenza di Dio e nelle mani generose di molti. Seminatori di Speranza è un progetto molto bello. Che Dio vi benedica. Grazie, Missio Giovani Italia. E seminatore di Speranza è Marco Rodari, conosciuto come clown il Pimpa. È a lui che dedichiamo
nella giornata dei missionari martiri il frutto del nostro digiuno, almeno durante la veglia, che vi ricordo sarà il 24 di marzo alle ore 21 nella parrocchia di Nostra Signora della Speranza in Francolano. Il frutto del nostro digiuno al termine della veglia di preghiera sarà raccolto e sarà donato a Marco, che voi avete conosciuto perché è stato nei nostri studi, e vi proponiamo un estratto dell'intervista che gli è stata fatta. Lui va in zone di guerra e si mette lì e con i bambini riesce a farli sorridere. La sua fondazione si chiama Per far sorridere il cielo ed è a questa fondazione che noi daremo il contributo appunto del nostro digiuno, ma questo io ve lo ricorderò al termine dell'estratto dell'intervista con lui, e ci rivediamo per salutarci insieme tra pochissimo. Per Marco Rodari, indossare un naso rosso e portare un sorriso anche nelle situazioni più disperate è una vera e propria missione. Nato in Lombardia, Marco inizia a frequentare in giovane età l'oratorio del suo paese in provincia di Varese. Scopre così un'attitudine, quella di far star bene i più piccoli e di star bene a sua volta con loro. Come in tante storie, una serie di incontri lo porteranno a scoprire la sua vera vocazione. L'incontro anche attraverso il mio oratorio con i missionari e le missionarie, e ho cominciato a girare il mondo, sino a quando una quindicina di anni fa mi hanno chiesto di andare a Gaza, il primo luogo di guerra che ho incontrato, e anche lì il clown riesce, diciamo, a regalare sorrisi ai bambini. Il secondo incontro è con due figure di riferimento per la vita di Marco. Uno è Don Silvio, Mago Sales, e uno è Margherito. Ecco, loro sono quelli che più mi hanno insegnato l'importanza di far sorridere i bambini nei luoghi più difficili del pianeta, no? Ecco. E io cerco di muovermi anche cercando di rappresentarli al meglio, ecco, un po' in giro per i luoghi del mondo. Marco diventa così il clown il Pimpa, prendendo a prestito il soprannome che in paese era stato attribuito prima al nonno, detto il Pin, poi al papà, soprannominato il Pin Pin, e infine a Marco, detto il Pimpa. Clown fa parte di te, no? Ecco, è una parte poco attoriale, ma rappresenta proprio te stesso, con questa però maschera rossa, questo piccolo naso rosso, che ti permette davvero di arrivare al cuore dei bambini, no? La prima meta è Gaza, luogo in cui il Pimpa viva la guerra e le sue drammatiche conseguenze, ma anche la speranza e i momenti di serenità. Nelle giornate, tra virgolette, prive di bombe, ecco, Gaza si viveva discretamente bene, ecco. Adesso poi io sono innamorato di quel luogo, quindi ecco, poi è chiaro che il primo bombardamento a cui nessuno ti può preparare è quello che poi da un lato ti fa mettere con le mani davvero nei capelli e ti fa dire perché dentro di te, no? Perché è stravolgente. Dall'altra parte però ti si mischia il sangue, soprattutto con quei bambini con cui hai rischiato la vita assieme, e quindi da lì fino a che uno ha le forze, ecco, l'idea di stare lì e di tornare lì, ecco, perché poi veramente soprattutto casa mia sono i luoghi di guerra oggi, con cui ho vissuto, ecco, con i bambini con cui ho vissuto. Il clown il Pimpa trascorre le sue giornate con la stessa dinamica dei civili che subiscono il conflitto, rari momenti di tranquillità come intervalli, con una normalità che è fatta di sirene, bombardamenti e rifugi. Si sperimenta la paura, ma il vero dramma è un altro. Il problema grande però è quando tu la paura non la provi più, quando non hai più coscienza della tua vita, perché è talmente pesante quello che stai vivendo che tu non provi più paura. A me è successo e fortunatamente ho vicino qualcuno che mi ha scosso. C'è chi da questa cosa non ne esce più ed è un po' come se fisicamente fosse vivo ma la sua anima non lo è più. Il clown e i bambini si aiutano a vicenda sostenendosi l'un l'altro dalle paure e dall'angoscia. Il Pimpa entra nelle loro vite con molta discrezione e ne condivide la condizione. Innanzitutto in qualunque contesto di guerra dove ci sono mille tensioni che si esagerano, bisogna entrare in punta di piedi,
con estrema gentilezza. E poi quello che incontro nella stragrande maggioranza dei bambini che hanno vissuto anche solo un secondo sotto le bombe sono questi occhi spenti che dicono che la meraviglia non la vivono più. E allora basta davvero ricreare, magari attraverso un piccolo gioco, la meraviglia, e poi i bambini tornano ad essere vivi e a quel punto poi sorridono, e a quel punto poi a volte la gioia è un po' come se si volesse vendicare, no? Di tutto quello che ha subito, no? Ed è incredibile questo, perché davvero la guerra è orribile. Non potevamo terminare in modo migliore il nostro appuntamento, amiche e amici di Telepace, con Marco Rodari, seminatore di speranza, perché semina sorrisi, e con tutti i bambini che lui incontra. Avete sentito Gaza, ma non solo Gaza, anche Mosul in Iraq, Aleppo in Siria, l'Ucraina che lui ha girato. Ecco, siamo orgogliosi di poterlo aiutare e di poterlo sostenere. E allora vi ricordo ancora l'appuntamento, lunedì 24 marzo alle ore 21, parrocchia Nostra Signora della Speranza in Francolano, per pregare insieme e per poi aiutare anche Marco Rodari e la sua fondazione per far sorridere il cielo. Un caro saluto a tutte e a tutti. Arrivederci e a risentirci a presto.